Capsette a Fizumeu. Ah, capsette. Sì, se ho scritto così vuol dire... Buon pomeriggio a tutti! Buon pomeriggio a tutti! Da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Anche questo pomeriggio siamo qui con voi per tenervi compagnia e grazie perché anche voi tenete compagnia a noi, anche se in differita, magari non siete collegati adesso, però vi collegherete più avanti, non è che tutti abbiano gli stessi orari, quindi anche in differita va bene. Oggi vi propongo, prima di iniziare, una poesia di Miriam Scasseddu, una delle poetesse sarde più conosciute e migliori che ci siano, che poi tra l'altro questo mese compirà 96 anni, o 95 o 96, non mi ricordo. Mettete un like a questo video ed iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ecco, vi leggo una brevissima poesia di Miriam Scasseddu e poi iniziamo con la canzone. All'ombra di Schedari. Per sottrarti alla morsa di numeri, all'ombra di Schedari, che con le loro curve ti disegnano gli occhi e sulla fronte le pieghe inesorabili. Ho frantumato la porta alla conchiglia perché sentissi brulicare l'estate. Ho scosso i rami e hai visto cadere le foglie sul tuo salotto di sabbia. Questo era dedicato sicuramente al fratello che aveva sempre degli schedari, insomma, sempre delle cose da fare e magari non le dedicava attenzioni alla sorella, la scrittrice Miriam Scasseddu. Facciamo anche un applauso virtuale, diciamo, molto bella questa poesia. E continuiamo con un brano a Fizumeu, è tradizionale sarda, e noi facciamo la cosa di Maria Carta, la versione di Maria Carta. Se la conoscete, cantatela insieme a noi. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì.
di ognuno perdono. Finzo sempre sei cresciuto, giovanuno essi stato, caso tempo sincero, con suo destino e suido, affido meu su caro, Dio di gerzo dormire, con su sole in sospena, e su ente sa vita. Bene, grazie a tutti per l'attenzione, mettete un like, mi raccomando, al video. È proprio antipatico che guardate il video e non mettiate il like, è una cosa antipatica, anche perché c'è il mio IBAN lì, io non guadagno niente dalle vostre visualizzazioni. Non mettete neanche un euro perché siete poveri, e non mettete neanche un like, quindi boh, non lo so. Comunque, per questo video è tutto e vi diamo appuntamento al prossimo. Vediamo chi ha scritto, perché hanno scritto qua. Fabrizio Lai non ha messo il like, ecco. Ha pure scritto e non ha messo il like.